Guardando il grande pendio semicircolare posto al di sotto del Monte Barbaria, si notano dei filari di alberi disposti verticalmente e allineati in maniera equidistante. Perché questa geometria così perfetta? Sono le prese e rappresentano i confini delle aree di sfalcio dell'erba che fino al secolo scorso venivano assegnate alla popolazione mediante asta pubblica. All'epoca il fieno era un bene importantissimo per il fabbisogno del bestiame e per evitare lo sconfinamento durante il taglio erano stati piantati questi alberi che rappresentavano un confine più netto e indiscutibile rispetto alle vecchie pietre di confine divenute ormai insufficienti a sedare le liti tra i contadini. Vi è ancora chi può testimoniare quel lontano periodo, quando sulle prese l'erba veniva tagliata a mano con la falce. L'opera del 70 al 78, io come devo dire che avevo la prima, era la prima presa della riva, perché ce n'era 4 nella riva, 4 del Martignao, che sarebbe sempre qua, Martignao, qua sopra Valluviane, dopo nei Borri. La fienagione a queste quote durava circa un mese e in tale periodo le famiglie rimanevano sul posto riparandosi in capanne fatte di paglia, i casoni. Sì, mi ricordo che avevano avuto negli anni di su con cui mi barbi, no? E che ne era carone di paglia, non tutte che avevano carone però, non tutte, un bel caronetto, no? E sa sta non come sta tola qua, 2 metri per 1 metro e mezzo, fa bene, di giù, di paia. Come una capanna. Come una capanna, e ora fuori che fa pulita. E mi è chiaro, poi ti vedi queste qua, allora su a metà, su. Mi doveva mangiare acqua, 2 borri, poi fanno poi con l'acqua, no? Sì. L'avvento di nuovi alimenti per il bestiame e l'industrializzazione degli anni '80 hanno fatto scomparire la secolare pratica della fienagione ed oggi le prese rappresentano un lontano ricordo della nostra storia rurale.